Abbanoa, azienda mutante, così dice lo slogan. Per mutare ci vuole tanta progettazione. Sì, tanta progettazione, tanta organizzazione. Abbiamo investito molto nell'adattare una metodologia poco nota in Italia, che è quella della Balance Scorecard. È stata determinata da Kaplan e Norton negli anni 90 nell'Università di Harvard. Che cosa dice sostanzialmente? Dice che l'azienda va organizzata per dimensioni, la dimensione finanziaria, quella operativa e quella della clientela, sostenute dalla dimensione dell'apprendimento, learning. Abbiamo investito su questa metodologia perché riteniamo che il cambiamento sia la chiave di lettura della prossima prospettiva industriale e quindi che ci sia necessità di adattarsi velocemente, non alla velocità di un transatlantico molto lento e che ha bisogno di tanto spazio per muoversi, ma quasi alla velocità di un piccolo motoscafo. Cioè il cambiamento, l'innovazione tecnologica sono così pressanti che sopravviverà non la razza più capitalizzata, ma quella che più velocemente saprà adattarsi. Per raggiungere questi obiettivi, lei ha detto oggi al Festival dell'Acqua, abbiamo stressato l'organizzazione, ma ora è l'organizzazione che ci chiede di andare avanti. È proprio così, le risorse dopo una fase di tensione molto forte nella quale abbiamo introdotto la misura soprattutto della performance come elemento distintivo ha pienamente recepito, siamo molto soddisfatti, ha recepito questo approccio e le sollecitazioni che la stessa struttura ormai ci riporta invitandoci alla modifica anche tecnologica dell'organizzazione sono numerosissime. Ad esempio abbiamo ricevuto delle sollecitazioni dai nostri operatori per introdurre una app da distribuire a tutti gli studenti con le quali possono tranquillamente eseguire la lettura del contatore al consumo. Quindi sollecitazioni che vediamo di buon grado proprio perché significa che l'azienda nel suo intimo sta acquisendo la capacità di osservare l'esterno, di intuire la tendenza dei cambiamenti e di proporre, riportando all'interno la necessità o addirittura le soluzioni.